Noi non facciamo mai prove di forza, noi vogliamo sempre dimostrare il nostro valore, non facciamo mai prove contro qualcuno. Semplicemente abbiamo piacere, oggi per noi è una grande soddisfazione quella di vedere che siamo non solo aumentati in termini numerici come Fratelli d'Italia, ma che siamo anche attrattivi verso altri mondi che sono di centrodestra, ma che vedono in noi come punti di riferimento credibili. Treviso non è più leghista, ci state dicendo questo? Ma guarda, non lo dico mica io, lo dicono i trevigiani, perché se facciamo il 32% erotti alle politiche, il 37% alle europee e poi facciamo un risultato come questo alle provinciali, vorrà dire che Treviso è sempre di centrodestra, ma che oggi ci siamo anche noi, che siamo un bel riferimento. Prima lei ha detto non è solo la Meloni che fa i voti, quindi. No, non è solo la Meloni, ha dimostrato, se la Meloni potevano dirci che era solo la Meloni alle politiche alle europee, beh, insomma, adesso che votano gli amministratori c'è altro, oltre alla Meloni c'è di più. Da oggi, anzi a dire il vero da sabato, facciamo parte come in passato della maggioranza della provincia di centrodestra a sostegno del Presidente Marcon, con deleghe importanti, deleghe strategiche, edilizia scolastica, protezione civile, sicurezza e cultura, biblioteche e turismo. Ecco, sono deleghe che abbiamo richiesto, quindi c'è stata una discussione, abbiamo avuto l'opportunità di dialogare con il Presidente Marcon che ci ha dato fiducia, ci ha dato queste deleghe così importanti, così strategiche. Siamo felici di poter cercare di trasformare, come diciamo sempre, idee in azioni.